Ti sblocco un ricordo, a Rosa Marica Pummarola. Cioè, vi porto indietro nel tempo, onesti, a Rosa Marica Pummarola. La preparo io a modo mio, quindi e tu come cucino, la combo. Mo' in merito ci sono tradizioni, no? Che si tramandano. Voi come la fate a Rosa Maria? E iniziamo questo viaggio nei ricordi con i pomodorini. La scelta dei pomodorini e la scelta è molto molto quasi soggettiva ma oggettiva, si ci stanno e Pummarulel ropiennala. Quindi se ci sono i pomodorini, quelli del piennolo del Vesuvio, allora si prediligono quelli, almeno io così mi ricordo. Io mo non so voi quale utilizzate, però semplicemente deve essere quasi un pomodoro fresco, cioè alla fine quello va a ricordare. Ma mi sto tagliando i pommarulella e me le taglio in quattro. Un taglio di pomodorini me lo faccio qua al piatto per un fattore di comodità, che mo che vado a mettere olio e aglio in pentola, fondamentalmente non faccio surriscaldare l'olio, a roppe devo prendere il tempo per tagliare i pomodorini tagliati, aglio, uno, due, come vi piace? Uno, due, una basta, e su vircio, cioè è in più, uno è pure in più. Vi piace più il sapore forte a voi? Come vi piace? Certo che preparare un piatto d'infanzia porta bei ricordi alla mente, porta veramente bei ricordi, veramente mi... Poi ecco, quando se ho la possibilità di stare in cucina, a me piace, mi diverte e mi rilasso a casa, si intende, a casa, no? Perché sai, allora sei cuoco, no, non sono cuoco, si vede da come taglio, si vede, ma mi piace stare in cucina perché sto in dummi, fondamentalmente sto proprio nel mio proprio. Olio in pentola, andiamo, olio in pentola, noi, aglio e vado ad accendere. Ecco qua, aspettiamo che si imbiondisce l'olio e poi gli vado a mettere i pomodorini dentro. E ci siamo, vado con i pomodorini. E sale un odorino eccezionale, bellissimo. Che bei ricordi, belli. No, dico, bei ricordi. Questa non tanto, cioè, questa c'ha altri ricordi. E mo voglio sapere da voi, perché fondamentalmente da pochi Rosa Marina che la Pummarola stiamo preparando, non volevo fare l'archiscienza, però, che ricordi vi porta? Cosa vi porta alla mente? Quale altro piatto vi fa ricordare per l'infanzia? A me mi ricorda molto il piatto, anche perché prima secondo me si era molto ma molto più semplici nella scelta proprio del cibo di mangiare. Almeno parlo proprio a casa mia era molto più semplice, cioè, era veramente il bello che io ricordo è che c'era, ecco, tanti legumi, quindi pasta e fagiolo, pasta e ceci, pasta e lenticchie, ma veramente era un altro mood, un altro modo di vivere proprio. Io veramente ricordo l'infanzia diversa da oggi. Anche perché i miei genitori, io vengo dalla scuola dei miei genitori che o ti mangi sta manesta o ti butti la fanesta. Cioè, se mangiavi quello che ben venga, ma altrimenti non gestivano tanti capricci, non c'era tanto modo di decidere tu cosa mangiare fondamentalmente. Perché? Perché
Ti ho fatto pasta e fagioli perché non li vuoi. Andiamo ad aggiungere l'acqua. Prima dell'acqua mi stavi scordando basilica, basilico e poi acqua. Mo in merito ci sono tradizioni, no? Che si tramandano. Voi come la fate a Rosa Marina? Perché c'è sta chi la fa con i pomodorini e aglio, c'è chi fa pomodorini e cipolla, chi gli mette la polpa di pomodoro, chi passa i pelati, chi mette direttamente la passata di pomodoro con la cipolla, chi fa aglio e passate di pomodoro. Voi come la fate? Mia mamma la faceva così. E mo gli vado ad aggiungere l'acqua, perché? Perché ricordo che si doveva stringere il pomodorino, come si stava stringendo si andava ad aggiungere l'acqua. Basilico aggiunto, pomodoro ristretto, ho aggiunto l'acqua e mo aspettiamo che bolle per la pasta. Eccola, rosmarino a Rosamarina, Rosa Maria, Rosa Marina, rosmarino capomarò. Andiamo a calare la pasta. Vado. Ci siamo, ci siamo. È pronta, è pronta. E che odore. Mamma mia. Piatto. Eccolo. Cioè tengo proprio trenino in mano, cioè sto proprio con il trenino sto giocando, proprio, cioè, sono tornato proprio all'infanzia proprio, che bello. Vado all'assaggio. Mamma mia. Vire che da magno, fatemi sapere a quanti ho sbloccato un ricordo e cosa vi porta alla mente a Rosa Maria Umarola. Un bacione.